Benvenuti in questo viaggio tra i capolavori della Pinacoteca Ambrosiana, dove ogni opera racconta una storia di bellezza, mistero e tradizione. Scopriamo insieme i segreti nascosti dietro ai grandi maestri dell'arte, in un racconto che vi trasporterà direttamente nel cuore di Milano. Oggi ci immergeremo in un capolavoro che porta la firma di uno degli artisti più celebri della storia, Leonardo da Vinci. Immaginate di essere nella Milano al tempo degli Sforza, in una città vibrante e ricca di cultura. È qui che Leonardo, oltre ai suoi tanti progetti e invenzioni, lascia un'impronta indelebile anche nell'arte del ritratto. Tra le sue opere, una delle più enigmatiche e affascinanti è il ritratto di Musico. Si tratta dell'unico dipinto su tavola di Leonardo rimasto a Milano, entrato in Ambrosiana probabilmente grazie alla donazione del conte Galeazzo Arconati nel 1637, insieme al celebre Codice Atlantico. Questo dipinto ha avuto una storia complessa e ricca di sorprese. Inizialmente si pensava che raffigurasse Ludovico il Moro, il potente duca di Milano. Tuttavia, durante un restauro nel 1905, una scoperta cambia tutto. Tolte le ridipinture aggiunte nel corso dei secoli, emerge una mano che tiene una penna e un cartiglio musicale. Da quel momento l'identità del soggetto si sposta in un'altra direzione. Si comincia a parlare di un musico. Ma chi era? Le ipotesi sono molteplici. Alcuni studiosi suggeriscono si tratti di Franchino Gaffurio, maestro della Cappella del Duomo di Milano. Altri lo identificano con un celebre compositore attivo proprio alla corte di Ludovico il Moro. E poi c'è una terza ipotesi. Recentemente si è parlato della possibilità che il musico ritratto sia in realtà Atalante Migliorotti, musicista toscano, amico intimo di Leonardo e suo compagno di viaggio verso Milano. Migliorotti, abile suonatore di lira, arrivò alla corte milanese come cantante, seguendo proprio il grande maestro. Ora fermiamoci un attimo e proviamo a visualizzare quest'opera. Immaginate un volto illuminato da una luce intensa che scolpisce i lineamenti del soggetto con una precisione quasi scultorea. Leonardo, maestro del chiaroscuro, utilizza ombre profonde per dare tridimensionalità al viso, come se emergesse dal buio. Gli occhi, però, catturano un dettaglio unico e affascinante. Le pupille non sono identiche. La pupilla sinistra è leggermente più piccola di quella destra, e questa non è una casualità. Leonardo, sempre attento ai fenomeni scientifici, ha voluto rappresentare l'attimo in cui le pupille si adattano gradualmente al calo della luce, un fenomeno che aveva studiato e annotato nei suoi appunti. Questo dettaglio, apparentemente minore, rivela l'approccio scientifico di Leonardo, che mescola arte e scienza in un gesto apparentemente semplice, ma di una grande complessità. E non dimentichiamo la mano del musico, che stringe con delicatezza un cartiglio, un piccolo rotolo di carta che sembra quasi pronto a srotolarsi di fronte a noi. La precisione con cui è dipinta questa mano è straordinaria. Ogni dito è modellato con una cura meticolosa, tanto da sembrare vivo. Il ritratto di Musico non è solo un'opera d'arte, è un incontro tra musica, scienza e pittura, è una testimonianza del genio di Leonardo da Vinci. Ogni volta che lo osserviamo scopriamo nuovi dettagli che ci parlano del passato, ma che continuano a stupirci anche oggi. Grazie per averci accompagnato in questa nuova scoperta artistica. Se questo episodio vi ha incuriosito, non perdetevi gli altri, dove esploreremo ancora più capolavori della Pinacoteca Ambrosiana. E ricordate, queste opere non vivono solo nei racconti. Vi invitiamo a visitare la Pinacoteca e ad ammirarle dal vivo per un'esperienza indimenticabile.